Euroregione.news. Gorski Zid, il muro di Gorizia. Prodotto dall'associazione udinese Espressione Est, è un film che propone la storia del muro di Gorizia, come ci racconta la presidente Arianna Romano. L'anno scorso, con l'associazione Espressione Est, siamo riusciti a portare a termine questo progetto, Wars, Where Are Real Stories, che era un progetto sulla storia contemporanea, quindi le due guerre mondiali e la guerra fredda, che avevamo trattato come al solito con modalità artistiche, come noi facciamo con ogni tema umanistico e scientifico. E l'anno scorso appunto avevamo prodotto varie opere in questo progetto, quindi dal videoclip di DJ Tubet, in un bunker della guerra fredda, un'opera di intelligenza artificiale sulle caserme dismesse e anche questo mediometraggio Gorishki Zid, il muro di Gorizia, che come si può intuire parla proprio della storia del confine che ha separato per lungo tempo la città di Gorizia da Nova Gorica. E quindi l'anno scorso questo progetto Giovani finanziato dalla Regione ci ha portato a fare tutte queste iniziative, anche una mostra, delle foto del backstage, una rassegna teatrale di spettacoli storici, insomma una serie di cose anche per gli studenti, conferenze. A volte a scuola non si arriva a studiare, no, fino a questi periodi. E nel 2025 il nostro intento è proprio di far girare molto questo film, visto che è l'anno di Gorizia 25, anche nelle scuole, quindi intanto ci stiamo attivando con vari assessorati alla cultura e comunque anche nelle sale, perché è un film che parla della storia locale, quindi le persone magari anche del Friuli o della Venezia Giulia non conoscono questa storia. Quindi la prima visione proprio è stata all'interno del progetto l'anno scorso a ottobre, ed eravamo al visionario ed era, diciamo, l'anteprima dove hanno partecipato molte persone anche del cast con insomma i loro invitati. Adesso siamo partiti con una serie di appuntamenti. Allora, per la prima volta del 2025 a Casarsa il 30 di gennaio al Cinema Pasolini. Poi abbiamo 2 proiezioni al Cinecittà Fiera il 7 febbraio che si possono prenotare direttamente lì. E adesso stiamo vedendo per spostarci verso Gorizia, quindi Romance di Sonzo sarà il 28 febbraio e il Kinemax di Gorizia il 7 marzo all'interno proprio del programma di Gorizia 25. E poi abbiamo altri appuntamenti che saranno Cervignano, Reana, Tarcento e adesso stiamo chiedendo anche ad altri cinema locali. Fare il film, diciamo, per una piccola associazione come noi che è specializzata in varie arti, non solo quella cinematografica, è stato un lavorone, anche perché il finanziamento chiaramente non era di quelli da cinema, era un bando cultura, quindi comunque una produzione indipendente, low budget, ma abbiamo lavorato tantissimo sulla proprio le competenze che ha il regista sugli effetti speciali e l'uso di questi software, e quindi moltissime cose storiche le abbiamo rese appunto con tecnologie innovative, l'intelligenza artificiale, i programmi di post-produzione praticamente, e anche grazie all'aiuto fondamentale di molte associazioni che si occupano di rievocazione storica, quindi CRCS, Tergeste Storica, Kleine Berlin, che hanno fornito location, figuranti, mezzi, divise, oggetti, tutto quello che giustamente per un film storico serve. Il futuro, chi lo sa che non ci venga in mente di fare qualche altro film, comunque cortometraggi o mediometraggi, insomma. Questo dura 50 minuti, quindi lo proponiamo sempre con la presentazione, la presenza del regista, del cast, a tutte le serate. Da Udine per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione.news